È un vero e proprio testacoda di classifica, quello che può valere tanto per entrambe le compagini. Nissa e Città di Sant'Agata si ritrovano di fronte nell'11ª giornata di ritorno del girone di Serie D. Allo stadio Tomaselli di Caltanissetta i biancoscudati puntano ad allungare la striscia positiva cercando il terzo successo consecutivo e sognando i playoff. Sul fronte opposto i tirrenici stanno vivendo un momento molto complicato a livello societario. La squadra è relegata sul fondo della graduatoria a pari merito con l'Ogri. L'11 della Nissa per affrontare questa sfida: Elezai, Natale, Bruno, Gamez, Biedo, Zarrillo, Tumminelli, Dall'Oro, Agnello, Rotulo, Bubacar, Samaghe e Diaz. Pronti via, prima chance al quinto di gioco, dorato per Pussetto che calcia alto al decimo. La Nissa, Samaghe di testa trova il compagno Diaz, il pallone finisce poi a Tumminelli che va a calciare verso la porta. Sul primo palo trova solamente la linea di fondo. 18esimo, ancora i padroni di casa, il filtrante di Rotulo è come sempre illuminante per Tumminelli che cerca di prima intenzione la palla sul secondo palo. Diaz calcia, Cannizzaro respinge. 25esimo, palla per Agnello, ancora filtrante per Tumminelli, una spina nel fianco alla difesa avversaria, alzata la banderina dell'assistente. Nel frattempo Tumminelli l'aveva messa dentro per Samaghe, ma ancora Cannizzaro si era superato. 36esimo, Abate sterza e calcia, destro che viene respinto alla bella parata da parte di Elezai. Arriviamo fino al 37esimo, Catalano porta avanti il pallone, si va a defilare sul centro-sinistra, la pennellata in mezzo per Dorato che fa così 0-1. Città di Sant'Agata avanti al Marco Tomaselli di Caltanissetta. Al 41esimo ci riprova, serve la mano di Elezai per allungare in calcio d'angolo il tiro dalla distanza. 47esimo, dalla destra Catalano per Brugaletta, pare Elezai ma sotto porta arriva la deviazione, ancora lui, ancora Brugaletta. Al 47esimo 0-2, molto sorprendente, finisce così infatti la prima parte di gara al Marco Tomaselli. Nissa sotto di 2 reti, inizia la ripresa, passano 10 minuti, doppio cambio, serve qualcosa in più davanti, Bonanno e Semenzin per Samaghe e Tumminelli. 58esimo, cambio di campo di Agnello per Rotulo, stoppa il pallone, punta l'avversario, salta ancora una volta, una grande giocata di Rotulo, ma il portiere Cannizzaro è ispiratissimo. 65esimo, Agnello cerca a sinistra Zarrillo, il traversone con il destro per il Tato Diaz che svetta più in alto di tutti e fa 1-2 riaprendo così la contesa. 68esimo, scatenata adesso la Nissa, Rotulo si libera bene di 2 marcature, mette il pallone a sinistra per il neoentrato Bonanno, il cross sul secondo palo, arriva Semenzin che in tuffo non riesce a trovare lo specchio della porta. 73esimo, la Nissa adesso vuole il pareggio da Agnello a Maltese che si libera di un avversario a centrocampo, il passaggio con il contagiri per Bonanno, stop e conclusione 2-2. Questo è un gran gol della Nissa, ha segnato il palermitano Tommaso Bonanno. Mancano 10 minuti al triplice fischio, azione rugbistica da parte della Nissa, il pallone infatti in orizzontale termina a Rotulo che lo va a destinare a Maltese, gran tiro il suo, sfiora solamente il palo ma i tempi sono maturi per la rimonta della Nissa. 84esimo, Agnello da Rotulo, il cross arriva sul secondo palo per Semenzin che scappa al difensore, prova a rimetterla dentro, arriva la conclusione di Maltese, la seconda consecutiva. Questo mancino però è sballato. 87esimo, Agnello a destra da Semenzin, il cross per Diaz, invece no, arriva Rotulo alle spalle del proprio centravanti e insacca il 3-2 e rimonta completata. 3 dalla fine, la Nissa conquista ancora 3 punti, finisce infatti così al Marco Tomaselli di Caltanissetta, gara pirotecnica 3-2.